Decollo in formazione, le due sezioni si inseguono e allora ve lo abbiamo annunciato pochi secondi fa. Rosso con la prima manovra di ingresso, configurazione triangolo, una delle classiche configurazioni tricolore, ma lentamente questo gigantesco triangolo lascerà spazio all'altrettanto gigantesco rombo o diamante delle frecce tricolori. Vedete cambiare configurazione, il diamante delle frecce tricolori prende lentamente vita, pronti a presentarci i tre piloti cardine di tutta la formazione. Il rombo è guidato dal capo formazione, il maggiore Mirko Caffelli, al centro Boni numero 6, leader della seconda sezione, il capitano Mattia Bortoluzzi, chiude la formazione il nuovo solista della pattuglia acrobatica nazionale. E fumi bianchi pronti per la prima grande apertura! Oltre ad eseguire una rotazione lungo il loro asse longitudinale, è come se disegnassero un'enorme spirale all'interno di una gigantesca bolla. E tutto questo a 750 metri di quota. Manifestazione ancora volo rovescio, poi su, dritto nel cielo, pull-up negativo. Questa volta solista a sinistra, ma anche la formazione principale a sinistra per questa manovra raccontata dal capo formazione. Ed eccolo il ventaglio delle frecce tricolori, dopo il ventaglio l'Apollo 300. Sul centro della display line
Comincia così la scampanata del nuovo solista delle Frecce Tricolori. Lui era già un esperto gregario della formazione e lo presentiamo, il capitano Filippo Barbero. Siamo così arrivati al momento. Ho fatto il volo, ho fatto parte di altri passi. Altro hanno ripagato per rifare lo stesso volo. Questa è veramente una cosa spettacolare. Se le cose sono accesa, ci sta presentando la manovra che ha reso il solista delle Frecce Tricolori famosa in tutto il mondo. Avrete sicuramente capito di quale manovra stiamo parlando, ve la presentiamo. della nostra grande bandiera. Sparo dell'aeronautica militare e non finisce qui, aeronautica.difesa.it, il nostro sito istituzionale, visitate la pagina ufficiale